Sono stati affidati i lavori per il consolidamento del muro di via Alessia adiacente alla via Papa Giovanni XXIII, quanto comunicato dall'assessore comunale ai lavori pubblici del comune di Agrigento Gerlando Principato. L'intervento riguarderà la parete retrostante dell'edificio ubicato al Viale della Vittoria numero 229 e 231, sottostante l'edificio a forma di stella a 3 punti di via Alessi. È una parete che si è formata a causa di un importante scavo eseguito in banco calcarenitico negli anni passati, venendosi a formare un fronte con superfici verticali in corrispondenza a ridosso del quale sorgono delle abitazioni, lasciando spazi ristretti e angusti nella percorrenza. Quelli di via Alessi, spiega l'assessore ai lavori pubblici Principato, sono lavori importanti che si attendevano da tempo. 12 anni sono trascorsi per ottemperare a quanto disposto da una sentenza del Tribunale di Agrigento. 12 anni e tanta buona volontà se si considera che gli interventi non erano mai stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e che negli anni, nonostante la nomina di commissari ad acti e vari solleciti da parte della Procura della Repubblica, non erano stati valutati come prioritari. L'intervento ammonta complessivamente a 600.000 euro, finanziati interamente con somme comunali, e prevede il rafforzamento delle pareti rocciose tramite tiranti di ancoraggio in trefoli di acciaio speciale, il placcaggio del muro in pietrame in conglomerato cementizio con armatura zincata e tinteggiatura fotocatalitica per ragioni ambientali e igieniche, la sarcitura delle lesioni con catenelle di mattoni, con malta cementizia e delle lezioni di miscela cementizia, un trattamento protettivo del banco calcarenitico con ciclo consolidante a base di polimeri, interventi di rimodellamento del versante prossimo con la realizzazione di un posto di guardia, un pozzetto di decantazione, la posa di gabbioni e infine trattamenti antierosivi con la rinaturalizzazione attraverso spargimento di miscela di sementi, erbacce perenni a radicazione profonda. Un altro obiettivo centrato, commenta l'assessore Principato, grazie agli sforzi da parte dell'esecutivo e degli uffici comunali. Dopo il nostro insediamento sono stati redatti progetti definitivi ed esecutivi, affidati i lavori, la direzione degli stessi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. L'intervento della via Alessi, conclude l'assessore Principato, si aggiunge a quelli già avviati nel versante a nord-ovest delle palazzine del Viale della Vittoria, denominate Crea, e nel versante sottostante la via Picone nel muro di San Vito e in via Massimo Troisi al villaggio Mosè.